sushi o penne al salmone, penne di grano duro, mandorla, acqua, succo di limone e sale, salmone, coda nera, vodka, wasabi, erba cipollina e una bella macinata di pepe. Cominciamo nel preparare la nostra panna, ma di mandorle. Quindi mandorle in macchina, mettiamo anche l'acqua, il rapporto è 3 volte il peso della mandorla con l'acqua. Piano, via. Lo facciamo andare fino a quando non si scalda un po'. Cominciamo a scolare. Qua sul panno facciamo la prima filtrazione, pressiamo piano piano e recuperiamo il latte. Il latte di mandorla è pronto per essere tagliato. Questo sì che è il latte di mandorla, lo portiamo al bollore. You make me feel brand new. Oh, God bless. I need you. Qua che bolle, saliamo, finiamo un po' di pennoni. Raggiunto il pieno bollore, spegniamo, giriamo con la frusta e aggiungiamo il sale, 30 grammi di succo di limone. 20 minuti affinché la cagliata avvenga definitivamente. Mentre che la pasta cuoce, che sostituirà il riso, prepariamo invece le darne di salmone, coda nera. Sono passati una ventina di minuti, mettiamo tutto nella mussola, lasciate percolare con la loro tranquillità, magari con un leggero peso sopra. Il siero fuoriesce e continuate a pressare. La cagliata è pronta. Abbiamo la nostra panna acida pronta per accompagnare le pennette al salmone. La pasta ha raggiunto la cottura desiderata, scoliamo, la condiamo in maniera molto semplice. Diamo una leggera macinata di pepe. Questo, che è l'olio del salmone che troverete nella busta, la utilizziamo proprio per gustare le pennette. Già così mi sembra di mangiare le penne al salmone. Prepariamo le penne. Adesso non facciamoci mancare una puntina di wasabi. Il salmone, ma non dimenticate all'ultimo, anziché la classica soia, mettiamo una pennellata di vodka. E siccome siamo amici e amanti degli anni '80, non possono mancare le uova di lompo. Adesso le posizioniamo nel piatto. Mettiamo adesso con la nostra panna acida. Qua terminiamo giusto con un po' di erba cipollina. Qua sulla panna acida. Oh, mi raccomando, fate i bravi.